Siamo giunti al Giro di Boa Serie A Futsal, 15ª giornata. Il Lynx Latina ospita il Real Futsal Arzignano in uno scontro salvezza. Andiamo alla lettura delle formazioni con una novità importante per il Lynx Latina, la scopriremo tra poco. Il numero 3 Aiello, scusate, che è il capitano, numero 19 Annunziata, numero 88 Chittaro, 55 Miserina, 28 Johnny, 90 Stasino, 21 Greco, 35 Bruni, 17 Federico Palmeggiani, 13 Rabel, 22 Sportoletti, 12 Menichela col numero 10 Ferreira. Jander, il portoghese appena arrivato al Pala Bianchini dalla Serie A2 portoghese. Poi tra poco andremo ad approfondire la notizia, transfer arrivato praticamente in extremis, manco la società ha annunciato l'arrivo del giocatore sorpresa. Per i tifosi arriveranno anche altri giocatori. Andiamo all'Arzignano col numero 1 Bastini, numero 2 Pozzi, numero 5 Marzio che è il capitano, numero 6 Tibaldo, numero 8 Panarotto, numero 9 Amoroso, numero 10 Moriglio, numero 15 Dalla Costa, numero 20 Gaio, numero 22 Claro, numero 23 Simi, numero 27 Vinicius Dos Santos, numero 30 Molaro, il tecnico dell'X Latina il signor Lorenzo Nitti, tecnico dell'Arzignano Fabian Lopez. Gli arbitri del match: il primo arbitro Chiara Perona della sezione di Biella, numero 2 Gennaro Cefalà della sezione di Lamezia Terme. Il crono sarà diretto da Angelo Bottini della sezione di Roma 1. Out Leandrigno per l'Arzignano, non recupera Lo Cicero invece per il Latina che, come abbiamo detto, schiera questo nuovo acquisto praticamente arrivato ieri. Jander col numero 10, classe 1980. C'è anche l'eterno Marzio, come possiamo vedere dalla nostra inquadratura, classe 1967. Un giocatore davvero incredibile ed infinito, che l'anno scorso con un suo gol regalò all'Arzignano la salvezza contro la Lazio. Tutto pronto per l'inizio della partita, con il Latina che recupera a pieno Johnny, ma deve ancora rinunciare al nazionale Lo Cicero. Si parte, Palmeggiani, Aiello subito per Palmeggiani, il destro addosso proprio a Marzio. C'è Amoroso che l'anno scorso realizzò un gol importantissimo qui al Pala Bianchini in quel 6-6, una partita davvero infinita, con il Latina avanti per 2 reti per gran parte della gara. Poi il pareggio di Marzio a 12 secondi dalla fine che gelò il Pala Bianchini. In quella partita si fece male anche Carlignos. Intanto Federico Palmeggiani, terzo gol in A, il primo qui al Pala Bianchini, e dopo 14 secondi si sblocca il punteggio 1-0. Subito in vantaggio il Lynx Latina. Il primo gol in casa per Palmeggiani, il terzo in Serie A per un ragazzo che a soli 18 anni aveva realizzato la sua prima rete in casa della Feldieboli la settimana scorsa, il secondo con il Caos Mantova, il terzo nella sua casa Pontino Doc. Federico Palmeggiani che sblocca il punteggio. Johnny ancora per Palmeggiani con l'uscita di Bastini, battuto poco fa. Da Palmeggiani, Johnny, Rabel cerca Palmeggiani, anticipato da Marzio, poi ci prova Aiello, ancora Aiello che alimenta per Rabel, il destro a giro sul fondo. Marzio, ancora Marzio col tocco di Johnny. Vediamo se c'è stato il tocco del brasiliano. No, la rimessa è per il Latina. Intanto Bastini anticipa Palmeggiani. Il lancio per
Vinicius col numero 27, uno dei 3 nuovi acquisti. C'è anche Simi, Leandrigno è fuori, la documentazione ancora non è completa per il terzo acquisto dell'Arzignano. Tanto Johnny se la trascina fuori. Il vantaggio quindi dell'Inx Latina con il gol di Palmeggiani. Amoroso, Marzio, il tocco di Rabal, colpo di petto di Aiello, va via Rabal, la parata di Bastini, lancio lungo a sua volta per Moriglio, l'intervento di Palmeggiani, rimessa per l'Arzignano, ottima chance per la squadra di Fabian Lopez. Intanto Rabal lotta con Moriglio, una delle grandi sorprese dell'Arzignano, il lancio, colpo di testa di Marzio, palla per Vinicius, imbucata per Moriglio, ancora Vinicius, il destro sul fondo. Menichella, Johnny, Palmeggiani anticipato da Marzio, va via Marzio, palla per Moriglio sul secondo palo, non impatta Vinicius. Arzignano che ha avuto questa ghiotta occasione per impattare il punteggio, era un 3 contro 2. Rimessa per il Latina quando sono trascorsi 2 minuti 14 secondi, 2 minuti fa il match si è sbloccato. Aiello, capitano di questo Latina giovanissimo. Menichella, non c'è nessuno, sbaglia, rimessa per il Latina. Marzio, tanto la pressione di Aiello su Moriglio, ancora Marzio, cerca e trova Vinicius, attaccato da Johnny. Marzio di prima, il colpo di testa di Aiello, rimessa per l'Arzignano. Vinicius alla battuta, Amoroso, ancora per Vinicius che deve arretrare però la sua posizione. Moriglio, Bastini, Vinicius attaccato da Johnny, esce bene per arrivare a Palmeggiani che ha anticipato Marzio, ancora il numero 17 ad un passo dal 2-0. Scatenato il giocatore nazionale under 19, uno dei pilastri della squadra di Carmine Tarantino. Calcio d'angolo, c'è stato il tocco di Bastini, quindi Aiello, palla per Johnny, palla troppo forte, si riprende con una rimessa in favore dell'Arzignano. E già Bastini per ben 2 volte ha dovuto mettere una pezza. Intanto Rabal, Menichella attaccato da Moriglio, lancio lungo perfetto per Palmeggiani che colpisce di testa. Tra gli applausi della Pala Bianchini, lancio di Bastini, Latina e Moriglio che si gira sul fondo, ottima volée del numero 10 dell'Arzignano. Menichella, Rabal, Greco appena entrato, Aiello, lancio lungo, Vinicius è da solo nel cerchio di centrocampo, attacca Rabal, poi c'è Jander, nuovo arrivato con la maglia di Alemao. Bastini, lancio per Moriglio, attaccato da Aiello, va via Moriglio, fallo da Aiello netto e si becca anche il cartellino giallo. Aiello, primo ammonito del match. Alessandro Aiello. Calcio di punizione dal limite, 3 minuti e mezzo sul cronometro. C'è Vinicius sulla sfera, Aiello ha anche lasciato il posto.
ad un altro giovanissimo del Latina col numero 35, Marco Bruni, classe 99. Parte Amoroso, la parata di Menichella. L'imbucata di Marzio, spara via Rabal. Latina che in settimana, la prossima, annuncerà altri acquisti che probabilmente saranno disponibili per la prima di ritorno in programma venerdì 3 gennaio contro il Petrarca. Squadra di La Starza vuole assolutamente centrare la salvezza dopo un inizio davvero difficile. Già questo avvio di partita dimostra la volontà da parte della squadra guidata da Lorenzo Nitti di remare tutti dalla stessa parte. Arzignano che vuole invece tentare il sorpasso ai danni del Latina. 7 punti per la squadra di Lopez, 9 per il Latina. La curiosità che l'Arzignano ha solo vinto una partita in casa del Lido di Ostia per 3-2. Per gli altri 4 punti sono arrivati in casa, 4 pareggi. Intanto Jander, palla per Johnny, il sinistro, Bastini in calcio d'angolo. 4 pareggi in casa con Feldi, Acqua e Sapone, pareggi di lusso con Pescara e Anine per ultima. Settimana scorsa in diretta Rai, l'unica vittoria esterna in casa del Lido di Ostia per 3-2. Intanto il calcio d'angolo, il tocco di Marzio, ancora angolo, resta in avanti il Latina. Jander, nuovo acquisto della squadra di Nitti. Johnny, punta Marzio, torna da Jander, lungo linea per Rabal, va via il numero 13, palla al centro, ci mette una pezza Moriglio, Vinicius per Moriglio, palla sul secondo palo e Marzio non riesce a calciare, ostacolato da Palmigiani. Calcio d'angolo, il tocco è stato del 17. Resta in avanti l'Arzignano, palla fuori, il destro di Vinicius sul fondo. Menichella, Aiello, lancio lungo per Palmegiani, esce Bastini col petto, va via il portiere dell'Arzignano che poi tenta il sinistro dove il tocco di Rabol, calcio d'angolo. Lo squillo arriva dall'estremo difensore dell'Arzignano con il tocco del pivot ungherese che stava ingannando Menichella. Calcio d'angolo, palla al centro, ci mette una pezza lo stesso Rabol. Ancora Arzignano in proiezione offensiva, 15-17 da giocare. Vinicius torna da Bastini, apre il sinistro, Menichella non perfetto, ancora Menichella, poi il salvataggio di Palmegiani dopo il miracolo di Menichella che si è riscattato. Si è riscattato dopo il primo intervento non perfetto, poi il salvataggio di Palmegiani che di fatto ha realizzato la sua doppietta personale. Si resta sull'1-0. Problemi per l'estremo difensore dell'X Latina, assente a Mantova per un attacco influenzare l'esordio di Daniele Sportoletti tra i pali, altro portiere giovanissimo del Latina. Intanto Moriglio vuole girarsi, Aiello lo attacca, va via il numero 10, tocco per Vinicius, Amoroso, imbucata per Moriglio, non calciano i due, poi Aiello non ci pensa due volte, spara via. Va via intanto Moriglio, ottima la difesa dei Palmegiani, è entrato anche Claro, classe 97 per Fabian Lopez. Jander, Bruni, ancora per Jander,
Ottimo il passaggio per Bruni, che poi apre il destro, ostacolato con esperienza da Amoroso. Rimessa dal fondo per l'Arzignano. Bastini pronto alla battuta. Lancio del numero 1, colpo di testa di Bruni. C'è Vinicius, passaggio lungo per Simi, ex Maritime, appena entrato col numero 23, classe 1977. Altro giocatore che ha scritto la storia di questa disciplina. Dar manforte al progetto del Grifo. Intanto Bruni viene fermato proprio da Simi e guadagna una rimessa. Puntare Simi non è una cosa da tutti i giorni. Aiello ancora per Jander, il tocco di Claro, rimessa per il Latina. Bruni, Aiello, lancio, il tocco di Vinicius, rimessa dal fondo per il Latina. Menichella, Jander, Bruni, Aiello, cerca e trova Jander che perde la sfera. Simi, Claro, Moriglio, salta Bruni, va via Moriglio, poi l'intervento di Jander in scivolata, esce Bruni, rientra Johnny. 13:52 da giocare. Ancora Claro, c'è Vinicius dalla parte opposta. Simi scambia proprio con Vinicius. 1-2 tra i due. Scusate il gioco di parole. Intanto Moriglio, poi Claro, ancora Simi, possesso prolungato dell'Arzignano. Simi si accentra, palla per Vinicius. Moriglio, l'imbucata per Simi che esce benissimo. Poi l'intervento di Johnny, la palla resta in campo, poi no, rimessa per l'Arzignano. È pronto Antonio Molaro, classe 98, giovane di grandi prospettive, ex Napoli, prodotto del Napoli Calcio a 5. Intanto 1-2, va via Vinicius, salta Aiello, Vinicius se la porta sul destro, poi Aiello rinviene, rimessa per l'Arzignano quando siamo entrati nel 7° minuto di questo primo tempo. Ricordiamo l'1-0 di Palmegiani dopo 15 secondi. Avuto anche 2 chance per raddoppiare Latina con lo stesso Palmegiani, poi con Rabal. Ottimo Bastini tra i pali. Tanto sbaglia Vinicius, regala una rimessa in favore dell'Inx Latina. Altri 2 cambi per Nitti, entrano Greco e Rabal. Ovviamente Nitti deve gestire le forze in attesa dei nuovi acquisti. Uno già in campo. Intanto l'errore di Johnny, va via Molaro che poi apre il destro, voleva il fallo, il numero 30. Palla che si spegne sul fondo. 12:48 ancora da giocare. Menichella non va da Rabal, lancio lungo con Bastini che anticipa Johnny, serve Molaro, attaccato da Rabal, rimessa per il Latina. Ottima la difesa del pivot ungherese, quest'oggi chiamato a sacrificarsi. Menichella, Johnny, Rabal, Badaiello, ancora Rabal, lancio per Greco che sbuca alle spalle di Moriglio, fallo e cartellino giallo, anzi per Claro. Primo ammonito per l'Arzignano, il secondo del match dopo Aiello. E primo fallo per l'Arzignano. Ricordiamo che oggi gioca tutta la Serie A in contemporanea per la composizione del quadro già ufficiale solo per le teste di serie della Final 8 di Coppa Italia.
Parte Jander, il destro, Bastini ci mette le mani, poi ancora Jander, grande risposta di Bastini. Aiello, palla per Jander col numero 10, ancora Aiello. La giocata di Johnny che va via, poi si trascina la palla fuori, ma c'è stato il fallo di Claro su Johnny, secondo fallo dell'Arzignano. Ottima giocata di Johnny, uno dei pochi residui degli acquisti estivi, sono stati praticamente tutti ceduti. Rabal arrivato invece nella finestra invernale. Aiello con l'intervento di Molaro. Aiello contro Molaro, remake di tante sfide. Ai tempi dei settori giovanili di Partenope e Napoli. Intanto Aiello anche ex Napoli, lancio di Aiello per Johnny, c'è Rabal di prima per Greco che voleva il movimento di Aiello che non c'è stato, rimessa per l'Arzignano. Vinicius, Claro, torna da Vinicius, Antonio Molaro, Claro, ancora Molaro, palla per Simi, attaccato da Rabal, ancora Molaro, regala palla a Johnny, va da Aiello, ancora Claro, riparte Vinicius, va via Simi, l'intervento di Rabal, riparte il Latina, c'è Johnny, palla per Rabal, passaggio corto, Rabal tenta il destro, Bastini in due tempi, evita il calcio d'angolo. Marzio, 1-2 con Simi, va via Marzio, il sinistro, palo, poi il gol di Simi, 1-1 il pareggio dell'Arzignano. Il gol di Leandro Simi dopo il palo di Marzio, dopo il tocco di Menichella, quindi arriva il pareggio dell'Arzignano. Tanto esce Aiello, rientra Bruni. Di Marzio che ha dato il via al gol con uno strappo clamoroso, classe 67, il capitano dell'Arzignano, colpito il palo, poi ha servito Simi, il tocco intanto per Bruni, ancora Bruni, palla che si spegne sul fondo. Molaro, Marzio, salta Greco, palla per Simi, ancora Marzio, Claro, lancio per Simi, la tira in campo Simi, poi il tocco di Rabal, la sfera torna a Marzio. Molaro, tocco per Marzio, Claro, Simi, fallo di Rabal al secondo per il Latina, 4 in totale, 2-2 il conteggio. Dieci minuti 20 secondi da giocare. C'è Molaro sulla sfera, parte Molaro, il destro a giro, Menichella è spaccata. Marzio, Molaro ancora col destro, Jander si oppone ma resta in avanti l'Arzignano. Siamo a metà di questo primo tempo. Marzio, Claro, 1 contro 1 con Johnny, cade Simi in area di rigore, c'è Molaro, palla sul destro, ancora Molaro, cerca e trova Simi che viene attaccato da Rabal che ruba palla, va via il pivot ungherese, ancora Rabal, Aiello, la finta di Aiello, perde un tempo di gioco, torna da Johnny, ancora Rabal, se la vuole portare sul destro, lotta con Claro, la palla è in campo, ancora Rabal, il destro di Rabal, il tocco di Claro, calcio d'angolo per il Latina.
Il numero 13 lascia il posto a Bruni. Johnny, il sinistro, Bastini, poi Bruni, la palla resta lì, Simi di testa da Bastini. Claro, attaccato da Aiello, ancora Claro, sbaglia il passaggio per Simi, rimessa. Portiere di movimento per Nitti, power play con Palmigiani, quinto uomo, 5 contro 4. Quindi Aiello, Johnny, Jander, ancora per Johnny, possesso del Latina. Aiello, Jander, Johnny, aspetta l'Arzignano, è rientrato anche Amoroso. Jander, Johnny, arretra l'Arzignano in attesa della mossa del Latina. Tanto scambiano Johnny e Aiello. Jander, va da Palmigiani, pressione adesso dell'Arzignano. Jander, si torna da Johnny. Aiello, Jander, Johnny, Aiello, Johnny, adesso pressione altissima dell'Arzignano. Jander di prima esce bene Latina, c'è Rabal, c'è anche Palmigiani. Rabal, palla per Jander, il tocco sotto, Palmigiani, Bastini in calcio d'angolo. Ottima trama del Latina, ottima partita fin qui per Bastini, classe 88. Jander, palla per Rabal, ancora Jander, torna da Johnny, passaggio per Aiello troppo lungo, Aiello non riesce a tenerla in campo, rientra anche Vinicius, rientrato anche Menichella tra i pali. Claro, c'è Simi, lancio per Vinicius, va via il numero 22, addosso ad Aiello, c'è Jander, riparte il Latina. Aiello, Rabal, Jander, 1-2 che si chiude, movimento che non c'è stato, si torna da Bastini. Marzio, Claro, Vinicius, palla sporcata da Johnny, rimessa in zona d'attacco per il Grifo. 7:26 da giocare, 1-1 il punteggio, con Simi che ha risposto a Palmigiani. Vinicius, palla per Bastini, il sinistro addosso a Rabal, la palla resta in campo, il colpo di testa di Vinicius, la recupera Jander, c'è Aiello, il destro, palla alta. Bastini, colpo di testa di Simi, Aiello fa buona guardia, rimessa per il Lynx Latina. Aiello, Johnny, imbucata per Jander che va via. Jander allarga troppo il destro, il numero 10. Simi, Amoroso, 7 al termine. Vinicius, ancora Simi, 1 contro 1 con Rabal. Vinicius, Amoroso di prima, il tocco di Rabal, rimessa per l'Arzignano. Johnny che attacca Simi, va via Simi. Vinicius, Amoroso anticipato da Johnny, riparte Jander. Aiello, Rabal, imbucata per Jander. Johnny, Aiello,
Il tocco di Vinicius ad anticipare Rabol, riparte l'Arzignano. Simi, l'autore dell'1-1. Ancora Vinicius che si accentra e serve Amoroso, che di prima va da Simi. La giocata di Simi va via, se la porta sul destro, c'è Amoroso. Amoroso! E l'Arzignano completa la rimonta al 14esimo, 2-1 per il Grifo. L'Arzignano Fabrizio Amoroso, siamo 1-2. Richiesta di timeout dalla panchina del Linz Latina. E l'Arzignano quindi completa la rimonta già nel primo tempo. Ci sono ancora 6 minuti da giocare. Il gol di Amoroso, bestia nera della Lynx Latina. Andiamo un po' alla lettura anche dei risultati live. C'è tutta la Serie A in campo. La Questapone che batte 2-0 il Caos Mantova, 1-1 tra Niene e Petrarca. Camedosson 1-1 col Genova. Pesaro 3-0 al Color Max Pescara. Latina 1-2, lo sappiamo. Rieti 2-0 sulla Feldi. Sandrabate 1-0 sul Lido di Ostia. 1-1 tra Signor Prestito e Meta Catania. Intanto Simi, il sinistro, Menichella con qualche difficoltà, poi Mura. Si resta sul 2-1. Intanto il lancio di Bastini, Amoroso, l'autore del 2-1. Rimessa per il Latina. Jander, Palmeggiani, Johnny 1 contro 1, va via Johnny, poi si allunga la sfera. Bastini, intervento perfetto. Rimessa per il Latina, che comunque sta interpretando una partita ottima, considerate le tante assenze, la rivoluzione, le tante cessioni. Palmeggiani, il sinistro sul fondo, non c'è stato il tocco di Bastini. Riparte Moriglio che non salta a Jander. Mancano esattamente 5 minuti al termine di questo bellissimo primo tempo. Adesso è l'Arzignano a comandare 2-1. Tanto problema per Jander che lascia il posto da Aiello. Amoroso, Vinicius, il tocco di Johnny, palla che si spegne fuori. Amoroso, lancio lungo, Simi, questa volta Rabol vince il duello, c'è Johnny, il movimento di Aiello, 1 contro 1 di Johnny, se la porta su destro, poi calcia malissimo. È entrato anche Marzio. Moriglio,
Bastini, lancio lungo, il colpo di petto di Rabal ad anticipare Simi. Palmegiani lascia scorrere, ma la rimessa è per l'Arzignano. C'è Marzio, imbucata per Simi, si gira Simi, va via Moriglio, ancora Moriglio, la palla in campo, il tocco di Johnny che salva su Marzio. 4-23. Vinicius sbaglia il passaggio, va via Johnny, poi Vinicius non solo rinviene ma guadagna anche una rimessa. Ultimo tocco del numero 28 nero-azzurro. La giocata intanto di Bastini, lancio per Marzio, troppo lungo, rimessa per il Lynx Latina. Rabal, Aiello, 1-2 con Rabal che non si chiude, palla fuori, rimessa per l'Arzignano. Vinicius, Simi, Marzio, Moriglio, Marzio attaccato da Jander, va da Bastini che in due tempi si libera della sfera, poi Aiello per Menichella. Aiello, la giocata di Rabal che va via, ancora Rabal, il destro sporcato da Vinicius. Bastini fa ripartire Moriglio, c'è Simi, 3:30 da giocare, ancora Simi, il tocco di Rabal, resta in avanti l'Arzignano. Vinicius, Marzio torna da Bastini, pressato da Palmegiani. Bastini si libera della sfera, rimessa dal fondo, pronto Greco, posto di Palmegiani che probabilmente farà il quinto uomo per questi ultimi minuti. Rabal, Greco si accentra, ancora Greco, va via il numero 31, va via Greco, poi il sinistro, Bastini, ancora Greco. Bastini in qualche modo riparte l'Arzignano con Moriglio, perde la sfera Moriglio. Rabal, Jander, palla per Greco, in due tempi Bastini, che parata, si resta sul 2-1. Questa era un'ottima occasione per il Latina. Bastini, lancio lungo, Menichella in maniera legale, serve Rabal, va via il numero 13, ancora Rabal, entra in area, palla al centro e la gol di Jander alla sua prima presenza qui al Pala Bianchini, il pareggio del Latina al 18esimo. Ma al 50% questo gol di Rabal, forse anche qualcosina in più. 2-2. Va via Palmegiani, ancora Palmegiani, Bastini, la sfera torna a Palmegiani, in qualche modo si salva l'Arzignano, poi il fallo di Palmegiani che viene ammonito. Resta a terra Marzio.
Terzo fallo per il Latina. Ci sono ancora da giocare 1 minuto e 54 secondi. Intanto Menichella rischia tantissimo. Contatto con Claro, rimessa dal fondo. Menichella, Rabel addosso a Simi, la sfera torna a Johnny che lascia scorrere, rimessa per il Latina. Jander, movimento di Rabel, torna da Johnny, punta Amoroso, rischia tanto Johnny, è ultimo, Amoroso ruba palla, ma la rimessa è per il Latina. Johnny, c'è Jander, 1 contro 1, si accentra Jander sul fondo, anzi era Greco. Bastini, lancio lungo, troppo lungo per Simi, messa per il Latina. Menichella, Rabel, palla per Jander, anticipato in maniera regolare da Marzio, quindi rimessa per l'Arzignano. Marzio, Amoroso di prima, lascia scorrere Rabel. Menichella, Johnny, lancio per Jander, troppo lungo, si dipartirà da Bastini. Marzio, Amoroso di prima, ancora un passaggio sbagliato. Fase molto confusa del match, errori da ambo le parti, rimessa ora per il Latina. Ultimo giro di lancette. Greco, ottima giocata di Greco che va via, fallo di Amoroso, cartellino giallo. Terzo fallo per l'Arzignano, calcio di punizione, c'è Johnny, c'è anche Jander in area, Aiello e Rabel. Johnny, palla per Rabel che se la trascina fuori. Amoroso era diffidato, quindi salterà la prossima gara in casa dell'Acqua e Sapone. Giallo pesantissimo per l'Arzignano. Intanto il lancio per Johnny, palla al centro, ancora Amoroso che riparte, passaggio per Simi, contropiede dell'Arzignano, c'è Simi, Moriglio, l'intervento, anzi Claro, l'intervento di Aiello su Claro che torna da Bastini. Possesso Arzignano, 22 secondi alla fine. Marzio, Claro, Marzio, Amoroso addosso a Rabel, rimessa per la squadra ospite. Simi, attaccato da Rabel, ancora Simi, Marzio, 3 secondi, l'imbucata per Claro, il destro di Claro sul fondo, si ripartirà da Menichella, poi il duplice fischio. Lancio di Menichella, finisce il primo tempo 2-2 tra Latina e Arzignano, il vantaggio di Palmegiani dopo 15 secondi, il pareggio dell'Arzignano con Simi al nono, l'1-2 di Amoroso al 14° e al 18° il 2-2 di Jander. A tra poco per la ripresa, sempre qui dal Pala Bianchini.
Tutto pronto per la ripresa, sono tornate in campo le squadre. Latina che attaccherà da sinistra verso destra, Arzignano da destra verso sinistra, si ripartirà dal 2-2 della prima frazione di gioco. Prima il vantaggio del Latina con Palmegiani, la rimonta dell'Arzignano, griffata Simi Amoroso, poi il pareggio di Jamber che ha bagnato con un gol il suo esordio al Palabianchini. Tre ammoniti, Aiello, Claro e Amoroso. Cartellino giallo per l'autore del 2-1 che era diffidato e salterà la prima giornata di ritorno in programma venerdì prossimo o sabato in casa dell'Acqua e Sapone, dove all'andata l'Arzignano fermò i vice campioni d'Italia in carica con uno strepitoso 3-3, 7 punti in classifica per la squadra di Fabian Lopez, un'unica vittoria sul campo del Lido di Ostia, poi ben 4 pari tutti in casa con Acqua e Sapone e Feldi. Pescara è l'ultimo, quello di giovedì scorso. Intanto io e Fabio Morra alla camera salutiamo gli amici Davide Tres e Stefano Testoni che sicuramente ci stanno ascoltando, due miti viventi. Ripartiamo. Vinicius, Marzio, Bastini, Marzio di prima, alla per Menichella. Jander, Greco che ha avuto un impatto clamoroso in questa partita, la sua terza presenza in Serie A, giocatore che ha militato in formazioni di calcio a 11. Intanto Rabel col destro, palla sull'esterno della rete, lancio lungo, il colpo di testa proprio di Greco che anticipa Simi, l'autore dell'1-1. Tanto l'intervento di Greco che anticipa Amoroso, rimessa per l'Arzignano. Il tocco di Greco, resta in avanti l'Arzignano. Vinicius, Marzio, Bastini, lancio lungo, Simi di testa, disturbato da Rabel, tutto regolare, rimessa per il Latina. Menichella, Rabel, Jander, giocata di Rabel, la sfera torna a Jander dove il tocco di Simi, Greco, Palmegiani, Jander, tocco per Palmegiani, l'intercetto di Simi, rimessa per il Latina. Rabel, campanile per Palmegiani che torna da Jander, il destro addosso ad Amoroso. Va via Jander, palo! Ad un passo il Latina dal 3-2. Va via Simi, Vinicius, Marzio, lancio per Amoroso, contrastato in maniera perfetta da Greco. Rabel, Greco, non salta Vinicius, poi Bastini lascia scorrere, ancora Bastini,
lancio per Simi, lotta con Rabal, rimessa dal fondo per il Latina. Rabal, c'è Greco, ancora Jander, Greco, Jander, Greco, Rabal, il tocco di Marzio, rimessa in zona d'attacco per il Lynx Latina. Palla per Palmeggiani, ancora Rabal, Bastini, serve Vinicius, riparte l'Arzignano, ancora per Simi, sbaglia il passaggio per Amoroso che aveva tagliato dalla parte opposta. Johnny, Rabal, Johnny, ancora per Rabal, Johnny, Jander, Rabal, Johnny, palla per Jander, non gli riesce la giocata al numero 10, si riparte da Bastini e quindi Simi, Vinicius, attaccato da Johnny, la recupera Johnny, la sfera torna a Vinicius, la rimessa è per il Latina dopo la spallata di Jander che di prima serve Palmeggiani, se la porta sul sinistro, palla alta. Amoroso, ancora Simi, Vinicius, Marzio, Vinicius di prima, Simi, prima giocata di Simi, Marzio, punta Johnny, ancora Marzio, Vinicius, si accentra, attaccato da Iello, ancora Amoroso, Simi di prima per Vinicius, sbaglia tutto, il numero 23. Rimessa dal fondo. Aiello, Rabal, Johnny, c'è Greco, Aiello, lancio per Rabal, colpo di testa, la palla resta lì e il gol del Latina con Greco, il vantaggio, probabilmente l'autorete di Vinicius, l'ultimo tocco è di Vinicius, in vantaggio il Latina, azione confusa e la squadra di casa completa la rimonta, sorpassa il Grifo. 3-2, l'ultimo tocco probabilmente del numero 27, quindi autorete. 3-2. Johnny si accentra, va da Greco che ha avuto il merito di disturbare Vinicius, grave errore della retroguardia dell'Arzignano. Intanto Rabal col destro sul fondo. Tocco di Greco, poi Amoroso, c'è Simi,
Marzio, Simi nel cerchio di centrocampo, Marzio, Amoroso, punta greco, va via Amoroso, il destro sul fondo, anzi palla che va addirittura in rimessa laterale. L'intervento di Claro, ancora Latina, Rabol, palla per Johnny, la parata di Bastini, ancora Latina, poi Bastini ci mette una pezza. Partita sontuosa del Latina fin qui. Intanto Marzio addosso da Aiello, squadra piena di giovani. Bastini, il sinistro addosso a Rabol, resta in avanti. Palla per Simi che calcia altissimo, patta male la sfera al numero 23. Va via Rabol, ancora Rabol, palla per Palmeggiani sul fondo. Latina ad un passo dal 4-2. Gli applausi del Palabianchini. Bastini, Marzio, Molaro, la giocata su Aiello, va via Molaro, ancora Molaro, salta Aiello, il destro di Molaro, Menichella, Molaro, Menichella, chance anche per l'Arzignano. Resta a terra Alessio Menichella. Acquestapone che conduce 2-1 sul Mantova, 2-2 invece tra Camedosson e Genova, 2-2 tra Aniene e Petrarca, 5-0 del Pesaro sul Pescara, 2-1 del Rieti sulla Feldi, 1-1 tra Sandro Abate e Lido di Ostia, 3-2 in questo momento il CMB sul Meta Catania. Tutti i risultati parziali in questa 15ª giornata. Il giro di boa, ricordiamo che Pesaro, Acquestapone, Sandro Abate, Rieti, Camedosson, Caos Mantova, Meta Catania e Feldi Eboli sono qualificate alle prossime Final 8 di Coppa Italia. Si rialza Menichella tra gli applausi del Palabianchini. (13:42 da giocare). Il Latina ha trovato il sorpasso, il controsorpasso al grifo con l'autorete sfortunata di Vinicius. Rimessa per l'Arzignano. Marzio alla battuta.
Marzio, palla al centro, il tocco e il gol di Claro, il pareggio dell'Arzignano. Azione molto confusa e Claro ha trovato con il tocco sotto porta il 3-3. Rabal intanto è entrato col numero 19 Annunziata. Fallo, anzi no, rimessa per il Latina. Il sinistro di Palmegiani, improvviso, il tocco di Bastini. Calcio d'angolo per la squadra di casa. Ancora Latina, si imbola Bastini. Intanto cartellino giallo per Bastini. Il fallo su Palmegiani. Quinto al monito del match. Jander, Rabal, Rabal, campanile per Jander. Buona guardia a Bastini. Tanto sbaglia. Rimessa per il Lynx Latina. Menichella, Jander, Annunziata, Jander, Aiello, lancio per Palmegiani un po' troppo lungo, ora che si spegne fuori. Moriglio, Claro, autore del 3-3, Marzio, la giocata di Molaro che però si trascina la palla fuori. Quindi Aiello, Johnny, ancora Aiello. Annunziata, non riesce a disfarsi della sfera. Molaro, Marzio lascia per Bastini. Lancio dell'estremo difensore, l'errore di Menichella, attraversa la rovesciata di Morillo. Quella che torna a Menichella. Lancio per Annunziata, Marzio ci mette una pezza. Annunziata alla battuta. Il destro, la doppia parata di Bastini su Jander. Rientra Greco al posto di Annunziata. Aiello, Jander, la per Greco, stoppa male la sfera e Morillo ne approfitta, rimessa. Bastini, lancio lungo, troppo lungo per Molaro, si riprenderà con una rimessa per il Lynx Latina. 11:43 da giocare, 3-3 il vantaggio pontino con l'autorete di Vinicius. Ha risposto Claro al sesto. Intanto Greco, Jander, Aiello, ancora Jander, Aiello attaccato da Claro, torna da Menichella, pronto al lancio per Palmegiani. Bastini la fa sua, quindi Molaro, Marzio non la tiene in campo.
Jander, Greco col sinistro palo, la palla torna a Palmegiani, ancora Latina, ancora Greco, va via Greco, rinviene Moriglio, riparte l'Arzignano, si accentra, poi Greco rischia il fallo, Moriglio, non c'è nulla, riparte Aiello, palla per Greco, intervento provvidenziale di Marzio, poi Claro, ancora Claro dopo il tocco di Molaro, si accentra il numero 22, Marzio di prima per Molaro, va via Molaro, la parata di Menichella, poi Greco e Menichella stavano combinando un pasticcio clamoroso, Greco si scusa con Menichella, si salva il Latina in qualche modo. Hanno rischiato l'autorete del secolo Greco e Menichella. Marzio, palla fuori, Molaro se la porta sul destro, ci prova, Menichella dice di no, ancora Molaro, il destro, Menichella, poi ancora Menichella su Claro. Adesso l'Arzignano spinge sull'acceleratore, 10:27 da giocare. E il gol di Claro, la doppietta, il numero 22 la ribalta, Arzignano in vantaggio al 10° della ripresa. Iniziativa 3, Real Arzignano 4, mancano 10 minuti e 25 secondi. 4-3. Arzignano nuovamente in vantaggio. Johnny, Rabal, Greco, Biondi, ancora per Rabal, c'è Greco, Johnny, Biondi, Rabal, bucata per Greco, riparte l'Arzignano con Molaro che salta Johnny, fallo di Johnny, primo fallo del Latina in questa partita, in questa ripresa. Pareggia il conto con l'Arzignano, 1-1 i falli, 9:50 da giocare, 4-3 per l'Arzignano con Claro che ha ribaltato il punteggio. C'è Molaro sulla sfera. Parte Molaro. Destro, Menichella in spaccata. La sfera torna a Marzio che lascia scorrere, rimessa per l'Arzignano. Claro, Moriglio di prima, dopo il tocco di Rabol c'è Bastini, lancio lungo, Molaro attaccato da Greco, si gira Molaro, va via, Molaro attraversa, spaccato la porta Molaro, intanto c'è un fallo di Morillo, cartellino giallo. Arzignano ad un passo dal 5-3 con Antonio Molaro. Calcio di punizione ora per il Latina in zona defilata.
Parte Johnny. Il destro, la parata di Bastini. Rimessa per il Latina, c'è Jander, poi Johnny. Marzio anticipa Rabal, poi recupera Johnny che non la tiene in campo. Rimessa per l'Arzignano. Siamo entrati all'11° di questa ripresa. Marzio di prima per Claro. Rischia Claro dopo il tocco di Johnny. Un Bastini che si era allargato. Ancora Claro. Sbaglia tutto. Menichella. Jander. Anticipato Palmegiani. Riparte Claro. Salta Rabal. Fallo di Rabal, il terzo per il Latina. 8:48 al termine. C'è Molaro sulla sfera. Parte il numero 30. Il tocco! La parata di Menichella. Ancora Claro. Rabal. Il destro, la parata di Bastini. Occasioni da ambo le parti. C'è Marzio. Palmegiani. Jander sbaglia il passaggio per Rabal. Marzio. Va via Morillo. 5-3. Gran gol di Morillo. Arzignano a +2. Sotto di 2 a 8 minuti e 19 secondi dalla fine di una partita importante. Pubblico. 8:18. 3-5. Arzignano per la prima volta a +2. Johnny. Jander. Rabal. Palmegiani. Johnny. Ancora Rabal. Il destro di Jander. Riparte l'Arzignano con Claro. La recupera Johnny. Ancora Jander. Torna da Johnny che apre il sinistro. Claro in spaccata. Riparte Rabal. 7:40. Rabal palla per Jander. Fallo netto. Di Molaro. Terzo fallo per l'Arzignano. Calcio di punizione dal limite per il Latina. Jander e Johnny sulla sfera. Parte Jander. La deviazione di Claro. La finta di Johnny, il sinistro, che parata di Bastini, calcio d'angolo per il Latina. Johnny. Il destro di Rabal sul fondo. Lancio di Bastini per Menichella. Riparte il Latina. Johnny.
La finta di Johnny, il sinistro, la deviazione di Marzio, calcio d'angolo. Palla fuori, Johnny. Ottima giocata, va via Johnny che poi si allunga la sfera sul più bello. Rimessa per l'Arzignano. Sono trascorsi i 4 secondi, si riparte quindi con una rimessa per il Latina. Recupera Marzio, 3 contro 2. Passaggio sbagliato per Molaro da parte di Marzio. Tanto esce Johnny, rientra Greco. Esce anche Jander per rifiatare, entra Aiello. Doppio cambio per Lorenzo Nitti. Greco intercetta Vinicius, c'è Simi che serve Vinicius, Aiello fa buona guardia, rimessa per il Latina che deve accelerare se vuole riaprire la gara. Vediamo se Nitti si affiderà alla power play. Greco, Aiello, Greco sbaglia il controllo, riesce comunque a servire Rabal, passaggio lungo, Vinicius fa buona guardia, c'è Bastini, lancio lungo, Simi con la spalla a destra non riesce a tenere la palla in campo. Rabal, il destro, Bastini, poi Vinicius, riparte l'Arzignano con Simi, va via Simi sul fondo. Rabal, 5:50 al termine, 3-5. Aiello, Rabal, ancora Aiello, Palmeggiani, il destro, Bastini. Aiello, Rabal, ancora Aiello, sbaglia il passaggio l'ungherese, però Palmeggiani lascia il posto a Johnny, continua a ruotare gli uomini. Nitti, Marzio, Bastini, lancio lungo, colpo di testa di Simi per Vinicius, il tocco sotto, palla sul fondo, Arzignano ad un passo dalla 6-3. Johnny, Greco sbaglia, riparte Molaro, ancora Molaro, traversa e la seconda per Antonio Molaro. Ancora Latina, Aiello, 4:30 da giocare, c'è Jander, Greco se la porta sul mancino, Jander sbaglia il passaggio per Aiello, ancora Molaro a fare i conti con il montante. Simi, Vinicius, Molaro, attaccato da Greco, fallo di Greco su Molaro, fallo numero 3 per il Latina e cartellino giallo per il numero 21. Sesto ammonito del match.
Ci prova Molaro, la parata di Menichella, poi in qualche modo Aiello resta in avanti l'Arzignano. Anzi no, la rimessa è per il Latina. Johnny riesce Grieco, ecco il portiere di movimento, questa volta Rabol, quinto uomo. 4 minuti al termine della partita. Jander, Johnny, Aiello, ancora Johnny, c'è Palmeggiani, la giocata di Jander che va da Aiello, Rabal, 3:30, Aiello, Johnny, Jander, il destro addosso a Molaro. La giocata di Johnny va da Aiello, Rabal. Tempo scorre, Latina deve trovare almeno un gol per riaprire il match. Si difende però benissimo l'Arzignano. Aiello, Jander, Palmeggiani, Jander. Ancora Latina con Aiello, Johnny, Jander, il destro addosso a Molaro, la sfera torna da Aiello che sbaglia il passaggio, la rimessa è per l'Arzignano. Ci prova Molaro, la sfera torna a Bastini, lancio lungo di testa Jander, anticipa Vinicius, calcio d'angolo per l'Arzignano. 2:46. La deviazione di Simi sul destro di Molaro, l'ultimo tocco però è di Aiello, resta ancora in avanti. L'Arzignano, Molaro, torna da Marzio, c'è Vinicius, ancora Marzio, Bastini, lancio lungo per Simi che la tiene in campo dopo uno stop difettoso, poi grande giocata di Simi che va da Marzio, Molaro cade sulla sfera, poi il tocco di Palmeggiani, la rimessa è per l'Arzignano. 2:20. Molaro ancora per Marzio, Vinicius, Bastini, esce bene da Marzio, va via l'Arzignano, Marzio si accentra, Marzio, palla e il gol, la palla per Simi, l'assist di Molaro. 6:3 e l'Arzignano chiude la partita. Time out per Lorenzo Nitti.
Si riparte, ultimi 120 secondi della partita, 6-3 per l'Arzignano. Jander, Johnny, ancora Jander, Johnny, Aiello, Jander, Johnny, Jander, Aiello, ancora Jander, pressato da Simi, Aiello, 1:30, c'è Jander, Greco il sinistro, la doppia parata di Bastini che poi apre il piattone e il gol di Bastini che mette il punto esclamativo al match e alla sua mostruosa prestazione. 7-3 per l'Arzignano. Ultimo giro di lancette, l'Arzignano dilaga, c'è Rabble, ci prova Greco che poi calcia male. Simi la tiene, Marzio la recupera, Johnny, Johnny, palo! Time out per Lopez. Risultato 7-3, 56 secondi alla fine della partita. Entra anche Sportoletti che totalizza la seconda presenza in Serie A dopo quella di Mantova. Greco, ultimi 44 secondi, va via Greco, latina con l'orgoglio, Greco col sinistro, palla per Bastini, sbaglia il passaggio Vinicius, anzi no, non aveva visto Simi, Simi comunque è riuscito a tener palla, eccolo qui Simi, velo di Vinicius, la tiene Claro che ha spezzato la partita con la sua doppietta. Il tocco di Johnny, palla sul fondo, Bastini, lancio lungo, la tiene Sportoletti che serve Johnny, va via Johnny, se la porta sul destro, c'è Greco, ancora Bastini, insuperabile oggi il numero 1 dell'Arzignano. Aiello, il destro, Bastini, Johnny se la porta sul mancino, poi calcia alto, ultima chance per il Latina per accorciare le distanze. Claro, Simi, attaccato da Aiello e finisce la partita. 7-3, l'Arzignano vola a 10 punti e scavalca il Latina che resta a 9, seconda vittoria in campionato, altra in trasferta per il Grifo che trova quindi 3 punti pesantissimi in chiave salvezza. È tutto dalla Pala Bianchini, ci rivedremo venerdì prossimo con la prima giornata di ritorno. Il Lynx Latina affronterà il Petrarca Padova.